Dove siamo? Siamo in Contrada San Silvestro. Un saluto da Francesco Brasco, candidato in lista civica Possamai sindaco. Qui dietro l'abside della chiesa di San Silvestro, chiesa sconsacrata, utilizzata anche per mostre d'arte. Di fronte a me c'è un edificio, vari edifici abbandonati, probabilmente fanno parte di un unico grande lotto che verrà rimesso a nuovo, speriamo quanto prima, da investimenti privati, mentre dietro di qui, vedete, questo è l'ingresso del famoso studentato di San Silvestro, che è fermo lì, realizzato dall'ESU, dalla regione, quindi è fermo lì da 10 anni. Perché 10 anni fa circa ci fu il terremoto in Emilia-Romagna e la nostra zona di Vicenza viene considerata con un rischio sismico maggiore rispetto agli anni precedenti, e qui mancavano delle rispondenze per quanto riguarda, insomma, la sicurezza sismica, e quindi non poteva essere abitato questo edificio. Ci volevano 400.000 euro 10 anni fa, oggigiorno ci vogliono 1,5 milioni di euro per rimettere a posto questo edificio. Se guardate su Google Maps, all'interno c'è una bellissima situazione con dei giardini, un chiostro semiaperto e così via. È bellissimo guardare dalle foto satellitari. Ora il portone è chiuso naturalmente. Ci sono diverse situazioni, diverse diciamo luoghi, diverse situazioni abitative all'interno, come vedete dai campanelli che potete vedere al numero 65, e questa iniziativa, questo edificio va assolutamente messo in ordine perché serve per l'università. Vicenza è diventata, senza saperlo, città universitaria, come ci dice spesso Giacomo Possamai. Siamo arrivati a ben 5.000 studenti universitari che frequentano i corsi di economia dell'Università di Verona e di ingegneria dell'Università di Padova, quindi stiamo diventando, senza saperlo, senza rendercene conto, una città universitaria, e si vogliono i servizi perché la città sia universitaria, e sapete anche quanta vivacità culturale possono portare, no, i giovani adulti che frequentano l'università. Per questo motivo mi batterò, ecco, per rendere questo luogo quanto prima abitabile per gli studenti. È un luogo naturalmente di proprietà in gestione alla regione attraverso l'ESU, ma il comune, insomma, può spingere, insistere, insomma rompere le scatole perché venga fatto quanto prima questo tipo di lavoro, perché è urgente. Ebbene, vi ricordo, si vota il 14 e il 15 maggio prossimi. Io sono Francesco Brasco nella lista civica Possamai sindaco. A presto.